Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Calabria è al quarto posto nella graduatoria nazionale sui reati ambientali redatta da Legambiente. Preoccupano la gestione dei rifiuti e la corruzione dilagante. Nella chiusura delle indagini per l'inchiesta Domus spuntano altri 2 indagati, oltre al sindaco di Guardia Piemontese e al dirigente dell'ufficio tecnico. Dopo 12 anni le ferrovie della Calabria hanno 22 nuovi autobus per rinnovare il parco macchine. Presto gli automezzi a disposizione saranno 641. Dopo un lungo iter, presentato oggi il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Palmi. Un gruppo di ragazzi di Pizzo, dopo aver vinto 30.000 euro, hanno destinato la somma per la realizzazione di un centro di aggregazione sociale. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura il rapporto di Legambiente sui reati ambientali. Ebbene, la Calabria al quarto posto nella graduatoria, preoccupano la gestione dei rifiuti e la corruzione dilagante. Sentiamo Gianluca Pasqua. C'è una classifica che non fa onore alla Calabria, al quarto posto per numero di reati ambientali. Il rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente è una fotografia fedele di quanto avviene nel nostro paese, dove nelle 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa si concentra il 44% delle violazioni in materia ambientale dell'intero territorio italiano. Un business che aumenta di anno in anno, fruttando alle organizzazioni 14 miliardi di euro. Purtroppo gli illeciti e gli interessi dell''ndrangheta sono tanti, pervade tutto il sistema economico calabrese, dai rifiuti alla depurazione, come ci raccontano le varie inchieste delle varie procure della Calabria. Il settore dei rifiuti è l'ambito più interessato dal fenomeno. L'abusivismo edilizio con 17.000 costruzioni illegali, le filiere agroalimentari, il racket animale, gli altri scenari che in Calabria fanno lievitare il numero degli illeciti annui a 2.809 nel 2017. Le ecomafie attecchiscono e si nutrono di corruzione. Il dato che a noi preoccupa di più è la pervasività dell''ndrangheta nelle istituzioni, perché la notizia dello scioglimento per infiltrazione mafiosa di alcuni consigli comunali come quello di Crucoli e di Casabona in provincia di Crotone ci preoccupano, perché vuol dire che l''ndrangheta non bussa più alla politica per corrompere, per fare guadagni facili e illeciti ambientali ai danni del territorio e della salute dei cittadini, ma è la 'ndrangheta stessa che si fa istituzione. Da questo punto di vista c'è un forte contrasto da parte delle procure, da parte delle forze dell'ordine, però c'è una società civile silente. Il reato ambientale è un seme che genera rischi e danni per la collettività nel presente e proiezione futura. Magistratura e forze dell'ordine contrastano il fenomeno. Le inchieste avviate dalle procure sono state 614 nel 2017 contro le 265 dell'anno precedente. Bisogna sempre ricordare che un reato ambientale crea un danno al territorio, crea un danno alla collettività, per cui prevenire e reprimere questi reati aiuta la collettività a riemergere, aiuta il territorio a migliorare. Questo è il nostro impegno in Calabria come in tutta Italia. È chiaro che è forte, deve essere forte il coinvolgimento dei cittadini e devo dire che per fortuna è migliorato, progressivamente è migliorato quello dell'apporto e la sensibilità dei cittadini su queste tematiche. Inchiesta Domus, la Procura di Paola ha chiuso le indagini, lo ricordiamo, nel luglio scorso finirono ai domiciliari il sindaco di Guardia Piemontese e il dirigente dell'ufficio tecnico del comune con l'accusa di peculato, falsità materiale e ideologica. Adesso ci sono altri 2 indagati nell'inchiesta, vediamo. Chiuse le indagini dalla Procura di Paola che riguardano il secondo filone dell'inchiesta denominata Domus, che lo ricordiamo nel luglio scorso ha portato all'arresto di 2 persone per peculato, falsità materiale ideologica commesse da pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso d'ufficio e favoreggiamento. In manette finirono il sindaco di Guardia Piemontese e il dirigente dell'ufficio tecnico del comune, entrambi associati ai domiciliari. Nella vicenda risultano coinvolti anche 2 cittadini del Tirreno Cosentino che puntavano all'assegnazione di alloggi popolari e che sarebbero stati favoriti dai 2 arrestati. Secondo le investigazioni dirette dal procuratore Pierpaolo Bruni,
Le accuse mosse dai nuovi indagati sarebbero emerse non solo dagli interrogatori di garanzia rispetto al primo filone, ma anche spulciando fra gli incartamenti prodotti e sequestrati nel corso delle perquisizioni. In particolare risulterebbero alcuni documenti recanti firme false per la richiesta di assegnazione di alloggi popolari Aterp in favore dei nuclei familiari dei 2 indagati che non possedevano i requisiti necessari per l'aggiudicazione né per la partecipazione al bando. Inoltre il sindaco e il dirigente comunale avrebbero agito d'intesa in concorso fra loro in esecuzione, scritto nel dispositivo, di un medesimo disegno criminoso. L'inchiesta dunque ha portato alla luce nuovi inquietanti particolari rispetto al primo filone, evidenziando un vero e proprio sistema illecito che ha coinvolto anche i pubblici ufficiali. Lasciamo per il momento la cronaca. Consegnati dalla Regione a Ferrovie della Calabria 22 nuovi autobus entro il 2019, annunciato il Presidente Oliverio, saranno 641 i nuovi pullman. Obiettivo rivoluzionare il sistema dei trasporti in Calabria e creare crescita economica e sociale. Dopo 12 anni Ferrovie della Calabria rinnova il parco autobus. Eccoli i pullman Euro 6 presentati nel piazzale della cittadella regionale a Catanzaro, costruiti in Spagna da Irizon. L'intervento reso possibile dalla Regione Calabria e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno cofinanziato l'acquisto da parte di Cometra nell'ambito dell'iniziativa Connettere l'Italia. Nel corso della conferenza stampa nella Sala Gialla, il governatore ha sottolineato che è il primo step di un percorso che si chiuderà il prossimo anno. La prima tranche di autobus, 22 autobus moderni all'avanguardia, che saranno seguiti da altrettante tranche che appunto si completeranno con 364 nuovi autobus sulle strade della Calabria e nei centri urbani, anche attraverso approvvigionamento energetico ad impatto zero, autobus elettrici a metano eccetera, per consentire appunto l'ammodernamento del parco macchine della nostra regione. La Regione, è stato ricordato, si è dotato di un piano di trasporti considerato innovativo. La rivoluzione della mobilità in Calabria dovrebbe essere completata entro il 2021. Il direttore di Ferrovie della Calabria, Giuseppe Lofeudo, si è soffermato sul vantaggio per gli utenti che potranno viaggiare su mezzi nuovi e confortevoli. Gli autobus, questi sono un primo lotto di nuovi autobus, ma la Regione ha già programmato ulteriori risorse importanti per migliorare il comfort e la qualità del servizio, che è fondamentale per attrarre utenza al trasporto collettivo. Stiamo investendo sul futuro, è stato evidenziato al termine dell'incontro con i giornalisti, un cambiamento che creerà le condizioni per la crescita sociale ed economica della Calabria. Sarà la volta buona? Dopo un lungo iter è stato presentato oggi il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Palmi. Nel travagliato iter per la costruzione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro si comincia a vedere una prima luce alla fine del tunnel. Nella giornata di oggi, infatti, dopo tanti rinvii, ritardi e lungaggini burocratiche, è previsto da parte dei tecnici incaricati il deposito del progetto definitivo della nuova struttura che sorgerà a Palmi nei terreni adiacenti l'istituto agrario. Un appuntamento importante per un intero territorio. Prima della nuova scadenza, a fine ottobre, il deposito del progetto definitivo era atteso per il 22 agosto. Non saranno comunque tempi rapidi. Oltre al progetto definitivo è atteso anche il nuovo cronoprogramma a tappe. La progettazione esecutiva dovrebbe essere conclusa entro il primo semestre del 2019. Nelle settimane successive, espletate le procedure di assegnazione dei lavori, è possibile ipotizzare l'apertura del cantiere. Un iter iniziato nel lontano 7 dicembre 2007 con un accordo di programma tra Ministero della Salute e Regione. Il progetto preliminare approvato dal commissario delegato risale a luglio del 2011 e prevedeva che la nuova struttura sanitaria avesse una dotazione di 314 posti letto. L'investimento complessivo ammonta ad oltre 150 milioni di euro. Adesso torniamo alla cronaca con i nostri 100 secondi.
Una discarica abusiva contenente 35 tonnellate di rifiuti solidi urbani è stata scoperta e sequestrata a Santa Eufemia dagli uomini del nucleo ecologico della polizia locale di Lamezia Terme. Gli agenti hanno individuato 34 ecoballe di plastica, alluminio, PVC e derivati, tutto materiale smaltito illegalmente e abbandonati in località Trigne, lungo un'arteria stradale provinciale. Persone non identificate si sono introdotte nei locali dell'Istituto Scolastico Gravina di Crotone e hanno rubato un computer portatile e del denaro. Il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Durante la notte i ladri, dopo aver infranto il vetro di una finestra, sono riusciti ad entrare nel plesso appropriandosi, oltre che del computer utilizzato per le attività didattiche, anche delle monete contenute nella cassa di un distributore automatico di snack e bevande posto all'interno dei locali. Ancora senza esito le ricerche del proprietario della barca a vela battente bandiera canadese, finita domenica scorsa a causa del maltempo contro uno dei moli del porto della frazione marina del capoluogo calabrese. Alle operazioni di ricerca sono impegnate una motovedetta e un elicottero della Guardia Costiera che stanno setacciando l'area. Anche al buio, con l'ausilio delle fotoelettriche, tra gli scogli è stato ritrovato un giubbotto di salvataggio. Avrebbe rivolto ai propri familiari minacce e continui insulti, violenze fisiche, richieste minacciose e violente di somme di denaro, instaurando all'interno del nucleo familiare un clima di paura. Ad un 24enne cosentino gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno notificato un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale, dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per maltrattamenti ed estorsione. L'adozione della misura scaturisce dalle attività investigative condotte dal personale della squadra mobile, che hanno permesso di accertare diversi episodi durante i quali il destinatario del provvedimento in questione ha tenuto nei confronti dei propri familiari comportamenti tesi a mortificarne e a condizionarne l'esistenza. Un gruppo di ragazzi di Pizzo ha vinto 30.000 euro e così ha destinato la somma per la realizzazione di un centro di aggregazione sociale. Studenti under 20 protagonisti della gestione dei beni pubblici grazie al progetto Giovani Futuro Comune, la business competition promossa da Goodwill Talent Garden Cosenza. A Pizzo il team di studenti composto da Gioacchino Puglisi, Federica Rubino, Wanda Lo Schiavo, Elisabetta Artuse, supportato dal mentore Giampaolo Masceri, ha ottenuto dal comune la gestione della Loggia della Tunnara per la creazione di Experience House, un laboratorio di inclusione sociale dotato di spazi moderni e accoglienti nel rispetto del valore storico del luogo. Al suo interno una biblioteca, una sala meeting e conferenze, spazi espositivi, area relax, ambienti da destinare ad attività di studio, coworking, esposizioni, eventi ed altro ancora. Il giovane team di studenti è risultato vincitore per la provincia di Vibo Valentia ed è stato premiato con un contributo di 30.000 euro per mettere in pratica la propria idea. Con la cerimonia di inaugurazione parte quindi questo laboratorio di innovazione sociale, nato tra i banchi di scuola 2 anni fa e che adesso potrà concretizzarsi e dunque valorizzare, grazie all'impegno di un gruppo di giovani, la buona idea dell'utilizzo sociale di un bene comune. È stato un percorso lungo, però alla fine oggi siamo qui ad inaugurare la nostra sede e siamo molto soddisfatti e molto emozionati. Questi ragazzi hanno presentato un progetto, questo progetto è stato valutato positivamente non solo dal comune ma da un gruppo di associazioni e da un gruppo di fondazioni che poi lo ha finanziato, sono stati assistiti in questo percorso e continueranno ad esserlo nel prossimo futuro. Da parte del comune ovviamente l'orgoglio di chi ha contribuito mettendo a disposizione un bene pubblico come la nostra Loggia della Tunnara, che non veniva utilizzata moltissimo, non era aperta tutti i giorni. Ora grazie a questo progetto sarà aperta tutti i giorni, c'è all'interno una biblioteca, la biblioteca comunale, ci sono degli spazi che consentiranno l'aggregazione, in particolare ai giovani ma non solo, un insieme di servizi che hanno l'obiettivo di rendere il più possibile fruibile questo luogo. È un luogo quanto è più fruibile, quanto più produce in termini positivi nella comunità nella quale si trova, in termini di cultura, in termini di socializzazione, e poi è bello che siano dei ragazzi ad aver avviato tutto questo. Hanno deciso di regalare un sorriso ai bimbi ricoverati all'Annunziata di Cosenza, l'iniziativa di un gruppo di motociclisti che hanno consegnato dei giocattoli ai piccoli pazienti di pediatria e oncologia pediatrica. Vediamo. Il rombo delle moto nel piazzale dell'Annunziata arrivano in tanti ed è inusuale vederli in ospedale.
sono i No Surrender MC Cosenza, carichi di giochi, un regalo per i piccoli ricoverati nei reparti di pediatria e oncologia pediatrica. Regaliamo un sorriso, si chiama l'iniziativa, fortemente voluta dai bikers, spesso visti come trasgressori e ribelli, uomini e donne che vogliono scardinare l'immaginario collettivo e lanciare un messaggio rassicurante. Nessun pericolo, non ci sono bande che combattono per il territorio, c'è invece un cuore che batte, una forza orientata al bene e alla crescita sociale, due realtà, quelle dei motociclisti e quella dei malati, che si sono incontrati generando emozioni. L'occasione è utile ai No Surrender MC Cosenza per far conoscere le proprie attività. I bikers raccontano delle riunioni settimanali, dei contatti in Italia e in Europa, della passione per il motociclismo che declina i colori forti, lasciando intravedere le sfumature tenere della solidarietà. Il pulmino della Lega Tumori ha fatto tappa nell'Istituto Superiore Nitti Da Vinci a Cosenza. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione oncologica. Ottobre, mese della prevenzione, il pulmino della LILT, Lega Tumori Cosenza, ha fatto tappa nell'Istituto Nitti Da Vinci nell'ambito della campagna di screening. Fare una campagna di screening è una questione abbastanza complicata, ma semplice nello stesso tempo. Bisogna soltanto che le persone capiscano che ci rivolgiamo a persone sane, a persone cioè che non hanno patologie, proprio nell'intento e con lo scopo di poter prevenire e trovare delle lesioni iniziali a carico della ghiandola mammaria. È un esame che non è invasivo, 10 minuti soltanto occupa e impegna la persona e non ha nessun rischio controlaterale, per cui noi invitiamo a tutti di partecipare e soprattutto di sottoporsi a questa campagna di screening. Una giornata di educazione sanitaria per far comprendere ai ragazzi quanto un corretto stile di vita sia importante per tenere lontano le malattie. Gli studenti a contatto con medici e macchinari nelle ore dedicate alla didattica. La scuola in questo ha un ruolo fondamentale perché è un'agenzia del territorio e in quanto tale deve fornire un servizio di qualità a tutte le persone che vivono nel territorio. L'iniziativa di oggi non è riservata al personale della scuola, è aperta a tutti coloro i quali vogliono e i volontari offrono il servizio gratuitamente, quindi chi si affaccia a questo servizio non paga niente e ottiene una risposta immediata rispetto ad una situazione di salute così delicata. A Castrovillari adesso per il premio De Seta. L'Opastre di Greta Loesch, documentario sulle tradizioni di un giovane pastore del Parco Nazionale delle Cévennes, situato a sud-est del Massiccio Centrale nella Francia meridionale, vince la rassegna internazionale Vittorio De Seta. A ritirare il premio il direttore della Rai Calabria, Demetrio Crucitti. Al secondo posto La Cena delle Anime di Ignazio Figus e al terzo posto si classifica il documentario Voci dal silenzio di Joshua Wallen. L'evento tenutosi a Castrovillari è stato un omaggio al grande regista e documentarista Vittorio De Seta, che nel corso della sua carriera ha sempre mostrato particolare attenzione all'approccio etno-antropologico, diventando di fatto uno dei più importanti rappresentanti in Italia dell'antropologia visuale, che come è noto completa e perfeziona tramite le immagini fotografiche e cinetelevisive le descrizioni nel passato realizzate soltanto con le parole. Si creerà questo archivio delle culture tradizionali. Questa è la cosa più bella, è la cosa che più ci porterà sicuramente tanti riconoscimenti a livello mediatico. Ad impreziosire la serata un defilé di gioielli dell'antica Magna Grecia ai nostri giorni del maestro orafo Michele Affidato, che per l'occasione ha realizzato anche il premio della rassegna, un'anfora d'argento con maschera apotropaica. Io sono veramente onorato di poter contribuire a questo evento e anche di mantenere vivo il ricordo di questo grande uomo, di questo grande regista che veramente ha raccontato tanto nel nostro meridione. E adesso le previsioni del tempo.
L'intensa perturbazione che ha causato l'ondata di maltempo che ha interessato in modo particolare il centro-nord Italia nella giornata del lunedì è in fase di attenuazione, seppure insisterà una residua instabilità su parte del centro Italia e sul Triveneto. La suddetta tregua sarà però di breve durata, poiché da mercoledì l'ingresso di un'altra perturbazione causerà un nuovo peggioramento che interesserà dapprima il nord-ovest dell'Italia per poi estendersi sul resto dello stivale. Anche la nostra regione ne sarà interessata, con i primi effetti che si avvertiranno nella seconda parte di mercoledì, ma sempre in un contesto di clima mite. Mercoledì, cielo poco nuvoloso ovunque, dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità a partire dalla Calabria meridionale, in estensione sul resto della regione con possibili piogge. Temperature in aumento che risulteranno al di sopra delle medie stagionali di diversi gradi. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Mercoledì, molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati in direzione occidentale, mosso il Mar Ionio con venti deboli in direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.